Figli e figlie miei carissimi, il sogno che fa sognare. Questa è tutta l'eredità che vi lascio. Un sogno. Quel sogno che ha guidato la mia vita. Ora è il vostro sogno. Ciò che ho avuto di più prezioso lo dono a voi. È venuto dall'alto e come tutto ciò che nasce da Dio non può morire. È stata la mia vocazione e la mia missione. È il sogno che Don Bosco ha conservato nella mente e nel cuore per tutta la vita. Lo ha guidato a convocare attorno a sé una moltitudine di forze apostoliche, con vocazioni specifiche diverse per il bene dei giovani. È stato presente in lui e in tutto il cammino della congregazione salesiana fino ad oggi, raggiungendo ciascuno dei 10 gruppi della famiglia salesiana del Triveneto e, pertanto, è indubbiamente ognuno di noi. Ciao a tutti, io mi chiamo Marco Gobbato, ho 28 anni e sono salesiano dal 2019. È molto bella la vita salesiana, sono contento di questo dono che il Signore mi ha fatto. Se penso un po' a come il sogno di Don Bosco si è realizzato o si sta realizzando nella mia vita, io mi immagino nel cortile tra i ragazzi della scuola in cui passo la gran parte del tempo, girando per il cortile, salutando, facendo due parole con chi lo sta vivendo, e provo un po' a essere come Don Bosco in mezzo al cortile di Valdocco, dando una buona parola a chi ne ha bisogno e provando proprio a far respirare un po' a loro l'amore di Dio per la loro vita, nelle cose piccole e concrete di tutti i giorni. Mi chiamo Giulia Smagnotto, sono un'ex allieva della Story e rappresento il ramo della famiglia salesiana degli ex allievi. Come ramo della famiglia salesiana rappresentiamo un punto di vista laico. Che cosa è per noi il sogno di Don Bosco? Il sogno di Don Bosco è per noi un ulteriore elemento di testimonianza. La testimonianza del fatto che dalle piccole cose, quelle pratiche, quelle su cui noi siamo abituati a lavorare, si possono costruire veramente degli imperi, delle cose grandissime. Il sogno di Don Bosco 9 anni come appunto testimonianza del fatto che anche dal semplice sogno di un bambino di 9 anni, anche da una cosa così apparentemente piccola e pratica, si può veramente creare una visione alta, di insieme, dove si può portare un contributo e un impatto grande a tutti i livelli sociali. Questo per noi è il punto di vista e l'elemento che più ci nutre proprio dal carisma salesiano di oggi, può essere portato anche attraverso l'opera degli ex allievi nel mondo. Buongiorno a tutti, sono Suor Irene, appartengo alla congregazione delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore, fondate da Monsignor Giuseppe Cognata, vescovo salesiano. Mi sento dentro il sogno di Don Bosco seguendo il carisma dell'oblazione, che è partecipazione attiva all'offerta totale di Gesù sulla croce per la salvezza e santificazione delle anime, mettendo la mia vita a servizio dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie, specialmente quelle più bisognose. Questo è il campo che mi è stato segnato per continuare l'opera di Don Bosco. Con l'aiuto di Gesù, Maria Ausiliatrice, posso continuare a sognare di portare avanti quello che gratuitamente ho ricevuto, gratuitamente dare, dovunque il Signore mi chiami. Ciao a tutti, ciao a tutte, io mi chiamo Marco Querini, sono sposato con Viola. Abbiamo 4 fantastici figli, Francesco, Caterina, Margherita e Lorenzo. Abitiamo nella ridente cittadina di Mogliano Veneto e lavoro in una banca e sono un salesiano cooperatore. Nella nostra casa, nella bacheca che abbiamo in cucina, qualche anno fa ho appeso un bel foglietto con scritta questa frase:
non con le percosse ma con la mansuetudine. Questo l'ho fatto per aiutarmi a ricordare ogni giorno qual è la strada, il cammino educativo lo stile educativo nel quale vorrei camminare, cioè nel relazionarmi nella strada della mansuetudine, dell'amorevolezza. Non agito i pugni, non meno nessuno, non preoccupatevi, solo che magari sono a volte un po' irruento, determinato, tonico nel mio relazionarmi, e questo mi aiuta un po'. Gesù con Don Bosco mi aiutano a ricordare che lo stile educativo che ci piace è quello appunto dell'amorevolezza e della mansuetudine. Mi viene quindi da condividere che il sogno di Don Bosco fatto 200 anni fa e oggi vivo più che mai nella mia vita quotidiana di ogni giorno. Sono Mary Devasya, sorella di Maria Ausiliatrice. Noi nato in India il 13 maggio 1976. Nostro motivo: soccorrere le giovani povere e abbandonate. Mia vita, Don Bosco, sogno 9 anni, amore tutto il mondo, perché lui ha sognato 9 anni. Maria Ausiliatrice aiuta lei, tanti pecorelle, lui ha pensato a tutti i giovani. Io ho sentito tanti Don Bosco, amore giovane, giovane, giovane. Anche io ho pensato mia vita, io divento sorella, io anche amore tanti giovani, sì, molto umane, anche voglio aiutare un po' di giovani, io ispirazione. Per motivo io in via Don Bosco. Ciao, sono Michele Mazzara. E io sono Anna Maria Voltaggio. Siamo di Trapani, ma 32 anni fa ci siamo trasferiti qui in Friuli per motivi di lavoro. Quando ci siamo trasferiti qui a Santa Maria la Longa, circa 25 anni fa, abbiamo avuto l'occasione di conoscere Don Bosco tramite la comunità salesiana della Viarte. Noi accompagnavamo i nostri figli ai centri estivi, ai campi scuola organizzati proprio dai nostri salesiani. Quest'ultimi ci hanno invitato a fare del volontariato, come ad esempio fare i cuochi nei campi scuola a Pierabek, aiutare nelle attività dei centri estivi e poi anche personalmente a fare catechismo qui in parrocchia. Pensando al sogno di Don Bosco e proiettandolo nella nostra famiglia, possiamo dire che abbiamo avuto un segno molto importante, come la vocazione di nostro figlio Antonino, che l'ha voluto imitare in maniera radicale diventando salesiano. Questa grazia che abbiamo avuto ci ha aperto tante porte, tra cui anche il gruppo di Mamma Margherita che tuttora facciamo parte. Siamo diventati proprio una famiglia che vive questo sogno cercando di essere più agnelli, tirando fuori il meglio di noi, crescendo spiritualmente e mettendoci al servizio delle nuove generazioni, cercando di dare il meglio in varie attività, come ho detto prima, catechismo, oratorio e poi in parrocchia, giustamente. Buongiorno, sono Sor Shaini, sono indiana, appartengo alla congregazione di Suore Catechisti Maria Immacolata. Il sogno di Don Bosco a 9 anni ci fa ricordare il sogno di Dio per noi, la nostra vocazione. Dio, nella sua bontà, ci ha chiamati e scelti a far parte di una famiglia religiosa, con il carisma dell'evangelizzazione e della catechesi, tramite l'apostolato nei paesi e nelle famiglie. Il sogno di Don Bosco diventa realtà per noi quando siamo fedeli al carisma del nostro fondatore, mettendo in pratica il nostro motto: amare Dio ed aiutare gli altri ad amarlo. Siamo consapevoli della nostra missione: accompagnare con amore e compassione coloro che sono affidati alle nostre cure. Ci rendiamo conto che in questo mondo lacerato dall'odio, dalla violenza e dalla guerra, siamo chiamati ad essere un raggio di luce e speranza per tutti. Grazie.
Ciao a tutti, sono Sor Barbara, figlia di Maria Ausiliatrice da quasi 10 anni. Da altrettanti anni sono a Conegliano, al Collegio Immacolata, qui sono in oratorio, sono stata fino all'anno scorso con i ragazzi della formazione professionale. Da sempre l'oratorio fa parte della mia vita, essendo cresciuta dai salesiani a San Donà di Piave. Credo che il sogno dei 9 anni di Don Bosco c'entri con la mia vita, proprio perché intanto a 9 anni sono entrata in oratorio a San Donà, e poi perché penso che in quel sogno lì Don Bosco abbia sognato me e tanti altri giovani che come me hanno camminato e che adesso io incontro. Nel sogno dei 9 anni di Don Bosco i ragazzi sono straordinariamente veri. Sono i ragazzi che abbiamo incontrato in questi 200 anni e che ancora incontreremo. Hanno storie, hanno problemi, sono un gomitolo di contraddizioni. E dobbiamo stare loro vicini perché l'odio e la violenza continuano ad aumentare e il nostro mondo sta diventando sempre più violento e noi educatori dobbiamo essere un'alternativa. Noi come famiglia salesiana siamo chiamati a intervenire. Ci chiama Dio e ci dà la maestra per farlo. Una madre che ci prende per mano e ci dice: guarda. Come famiglia salesiana dobbiamo saper guardare come Giovannino. Quando non riusciamo a vedere le situazioni che vivono i giovani, anche i più tranquilli, quelli che non sembrano avere problemi ma che fronteggiano ogni giorno con la difficoltà di realizzare i propri sogni. E ancora quando non li guardiamo per quello che sono, sia nella forma più autentica e bella, ossia in quella più tragica e dolorosa. In tutte queste situazioni noi non stiamo rispondendo alla chiamata. Dobbiamo studiare, provare a capire, imparare, così diventeremo umili, forti e robusti per affrontare tutte le difficoltà della vita, ma anche imparare un modo e metodo per educare. E il metodo è tutto nel sogno dei 9 anni. La bontà, il rispetto, la pazienza. Possiamo affrontare tutto così come ha fatto Don Bosco, passo dopo passo, con fiducia e speranza nel risorto e in Maria Ausiliatrice. Non siamo soli, non saremo mai soli perché abbiamo bisogno degli altri per costruire noi stessi e il nostro sogno. Fidiamoci e affidiamoci. Troviamo la nostra vera maestra. La vita ha uno scopo. Io ho uno scopo. Questa è la mia storia, il mio sogno da realizzare. Aiutami a realizzarlo. Quanto è grande il tuo sogno su di me, Padre?